te Luci, quanto è importante per il Friuli, ma anche per il Friuli nel mondo, avere una realtà così importante come la famiglia Nonino e l'attività delle Nonino? Ma guardi, quando si viene qui si fa un tuffo nella tradizione, nella cultura friulana, e credo che siano un esempio per tutti noi e questo ci fa particolarmente piacere, ma non solo, credo che sia anche contaminante e questa è una cosa fondamentale perché la tradizione, la cultura, il fatto di essere quello che siamo, non dobbiamo dimenticarcelo e sicuramente dobbiamo trovare le condizioni per trasmetterlo e non è facile trasmetterlo. Il premio Nonino è veramente un esempio non solo a livello internazionale, cioè è veramente una cosa grande. Anche perché lega qualcosa di importante per il territorio come le grappa e i distillati alla cultura a livello internazionale. Sì, diciamo che mantenendo le radici ci fa volare alto e andare lontano, quindi credo che vada riconosciuto alla famiglia Nonino veramente un particolare sentimento, insomma, di gratitudine. Qual è il prodotto Nonino che le piace di più? Ma guardi, devo dire che sono un frequentatore, nel senso che mi piace molto quello che loro producono e le ultime, diciamo, anche trovate con gli abbinamenti sono cose interessanti, quindi diciamo che Nonino è un marchio importante. Quindi a iniziare dall'aperitivo che immagino abbia già sorseggiato. No, devo dire di no, adesso vado, mi accomodo. Grazie.